Ci troviamo a Soundtrack City con Luigi Lopez, altro grandissimo premiato di questa edizione Music Comics all'interno di Romix 2023, e per me, che oggi ho una sequela di emozioni infinite, Luigi Lopez, ragazzi, qua abbiamo il papà, cioè papà di canzoni memorabili della storia della musica leggera, non solo anche delle serie animate, ma poi cioè, è un mondo, quest'uomo è un mondo, guardate che bello che è, vedete, sistema anche i capelli, perfetto. Luigi, hai vinto il premio della critica, dedicato ovviamente col nome di un grandissimo Andrea Rovei. Faccio vedere, aspetta, in effetto 3D, lo faccio vedere così. Molto bello sto premio. Vedi che bello, guarda che bello. Ah, guarda che meraviglia. Sì, adesso se vuole possiamo mettere qui mentre tu parli. Vorrei che cadesse perché no, lo tengo così, se cade sul piede devi andare dal podologo. Dal podologo, infatti, che anche io già ne ho abbastanza bisogno. No, diciamo che è ben ancorato, quindi non tocchiamolo. Ma poi lo tengo io. Vai, lo puoi tenere tu, non voglio distruggerlo. Sì. Metti che in diretta poi facciamo sto danno. Prima sono perché il presentatore avrebbe presentato. Puoi dire a Lopez, che sono io, e alla giornalista che ci sta, che abbiamo qui dietro le quinte, cosa fai tu in generale, perché sei oggi a Romix? Io sono all'interno di questo programma che manca il mio socio di merende Marco Testoni, che è un compositore, music supervisor e un docente, ma io da 20 anni parlo di colonne sonore, l'unica rivista italiana, lo sanno i nostri lettori, i nostri spettatori, coloro che ci vedono, perché Soundtrack City è il corrispettivo, è la parte visiva di colonne sonore, che è la parte in realtà scritta. Piuttosto chiaro. Ti ho spiegato bene? Non ho capito niente, ma ho spiegato bene? No. Colonne sonore sono l'anima di qualsiasi cosa che ci si faccia oggi nell'audiovisivo. Senza quello, ma lo immaginate un video, un film senza musica? No, sono cose impossibili da concepire. Un video muto non ha senso. Il cinema muto lo aveva. Però era? Ma era, a quei tempi, era giusto aspettarsi il cinema muto. Però poi c'è stato subito un omino sotto lo schermo, quindi che commentava le fasi del film. Questa è la forza della musica, ragazzi. E lui che si occupa di colonne sonore lo sa molto meglio me. Anche io sono solo un autore di canzoni. Caspita, dici poco? Questo signore ha scritto fior di canzoni. Oggi ne parlavamo prima, che parlavamo a tavola, anzi io mi sono introdotto, sì, hai fatto bene, sì. E ho approfittato di questo momento, e tu hai raccontato un aneddoto su una canzone di Ornella Vanoni, sì, bellissima, che mi ha accompagnato una parte della mia adolescenza. Parlamene. Io come autore ho scritto 600 canzoni circa. Giusto al mondo, mi è capitato, ho avuto fortuna, mi sono venuti risultati, soddisfazione, gratificazione, insomma tutte quelle cose lì, medaglie, premi, in tutto il mondo, quasi tutto. Escluso Polo Nord, Polo Sud, dove che fa freddino però. Su Foghe e sotto i pinguini stanno aspettando il mio successo. Allora, dicevo, al di là, insomma, 600 canzoni sembrerebbero tante, in verità non sono tante, visto che io sono abbastanza grande d'età, e insomma è giusto che a 76 anni quantomeno abbia alle spalle tutte queste imprese, no? Non li dimostri neanche lontanamente. Ti ringrazio, questo me lo dico da solo quando pensa che a casa mia io ho uno specchio con una mano di gomma, che io quando mi guardo allo specchio mi stinco la mano da solo. Sai che ti hai dato un giusto suggerimento, quasi quasi la porterò anch'io. Vi faccio i complimenti. Caro Luigi, sei figo ancora. Non riesco a essere serio, mi dovete perdonare. Ma ma non siamo mai stati seri su Soundtrack City. No, ma io lo confesso e lo dico sempre, anche lei che mi segue molto da vicino, sa che io dico che non so prendermi sul serio, che sono una persona fortunata, perché dalla prima chitarra che ho avuto in mano a oggi posso dire di non aver avuto durante questo lunghissimo arco di tempo un padrone, qualcuno che mi sgridasse se fossi arrivato in ritardo, che mi facesse una nota disciplinare. Sai di quelli, no? Per sapere che la mia chitarra oggi posso dire, non ho mai capito, la musica mi ha reso libero, e quanti come me possono dire la stessa cosa, io non lo so, ma credo di essere un privilegiato, ed è l'unica cosa di cui vado orgoglioso. Per il resto, scrivere una canzone è quasi un gioco per me. Io se avessi una chitarra qui probabilmente inventerei 5 minuti di musica, 4. Mi viene bene, mi viene facile. E parlando della prima canzone che ho scritto, di un certo peso, è stata proprio la voglia di sognare. E ho i brividi io stesso quando ricordo la telefonata di Mario Cantini, che era il presidente, che è stato il presidente ancora in vita,
è stato il presidente delle edizioni RCA, storica casa discografica che non c'è più, sottolineiamolo. non c'è più, al suo posto c'è un magazzino gigantesco di calzature. Questo la dice lunga sulla china che ha preso tutto il mondo della produzione discografica. E qui sono una metafora fortissima, perché è come se fosse stata presa a calci. Ti dico che c'è un magazzino di calzature, è una cosa proprio, guarda che ti giuro mi fa stare male. È una sintesi carina quello che fai, e credo che sia appropriata. Sì. La discografia a Roma, io sono di Roma, la RCA, posso dire, era come un ateneo, un campus che frequentavo quasi tutti i giorni, e dove lì incontravo, tanto per farvi dei nomi, Baglioni, Venditti, De Gregori, Dalla, Bocciante, Battibravo, Nada, ma che ne so, faccio fatica a ricordare i nomi perché sono tanti, però adesso dico solo questo, se no vi annoierei. Tutta questa gente frequentava quell'ateneo, quel campus, ogni giorno, e quotidianamente si facevano delle cose, erano gli anni migliori della discografia. Quindi quello è stato il periodo in cui i discografici sono arricchiti, e l'RCA era un caposaldo veramente della discografia nazionale. Certo, a Milano rispondevano con CPG, con Universal, con altre case discografiche importanti, la Phonic, eccetera. Però tornando alla Voglia di sognare, è stata la prima canzone importante, e mi chiamò Mario Cantini, presidente dell'RCA, e da qui è nato il discorso dell'RCA, che mi disse: Luigi, sono Mario Cantini. Sì, un giorno sì. Guarda che la tua canzone l'abbiamo data a Ornella Vanoni, che è entusiasta e la canterà, sta a Milano, e dopo una settimana mi tirò il telefono a Roma, a casa mia, mi chiamò lei e disse: ragazzi, mi dovete cambiare un rigo di una canzone. E fu così. C'era un rigo che non è andato giù, e poi ci confessò. E poi, ve lo devo dire, non riesco a cantare il finale, mi emoziono sempre. E questo per noi è stato, per me è stato il primo momento di grandissima emozione che mi ha dato la mia vita d'autore. Ed è questa emozione di Ornella, chi di voi avrà la voglia, l'avventura di ascoltarlo, la voglia di sognare, potreste sentire nel finale che la voce di Ornella si rompe, perché è emozionante. Che meraviglia. E i versi sono straordinari. Ricordaceli. Perché lei in quel punto, quando si parla della voglia di sognare, è qualcosa che non tramonta mai, che è la forza che ci manda avanti nella vita. Qui, senza sogni, signori, non sarà da nessuna parte. Anche quelli che sembrano irrealizzabili, uno ci deve provare. Chi è che ha detto qualcosa del genere? Se non sogni, non insegui in qualcosa che sogni, statene a casa. Bisogna fare qualcosa per meritarsi i risultati. E se non ci provi, cioè, se volete poi vi racconto una barzelletta. No, raccontala. È quello che implora San Gennaro: San Gennaro, fammi vincere la lotteria, San Gennaro, fammi vincere la lotteria. C'è puzzo San Gennaro, si squarcia il cielo: ma almeno il biglietto dove vuoi comprare? Nel senso che almeno lo sforzo vogliamo farlo, perché se non ci provi, se non metti dentro il calderone qualcosa che poi maturi in qualche modo, poi se non matura, ragazzi, si può riaprire e invece. Infatti cambia registro, cambia altro. Senti, ecco, questo era volevo citare i versi in cui Ornella si emoziona, sempre per essere coerente col discorso. La canzone parla appunto dei sogni, che non passa mai, la voglio sognare, e poi dice: vedi, anche io mi emoziono, guarda, è pazzesco. Ma sai perché? Perché avevamo 18 anni quando abbiamo scritto il gruppo, no, nemmeno 16, 15, 16. Se non puoi dimenticare quell'età del nostro amore, quando per portarmi un fiore ti scordavi di mangiare, è la voglia di sognare. Sì, e si sente che lei ma io stesso se l'avessi una chitarra e provassi a cantare questo pezzo con la mia chitarra è buonissima, arrivo a questo punto qui, vado in tilt proprio, sì, perché ma non è tanto per la qualità immensa del testo, della parte evocativa fortissima, è perché mi ricorda la mia gioventù. E quando sei giovane, è vero, non c'hai soldi in tasca,
cos'è che ti manda avanti? Un sogno. Ah, io voglio diventare come quello. Ah, io voglio diventare come quello. Ah, io sogno di. Senza sogni statene a casa. No, ma è impossibile. Senza sogni, senza sorridere alla vita sempre, anche nei momenti peggiori, e soprattutto senza la voglia di vivere l'arte, come hai fatto sempre tu. Arte è una parola esagerata. No, ma c'è. Ma io definisco le canzoni, che sono la parte più importante della mia vita creativa, anche se ho fatto un sacco di altre cose. Sto scrivendo, anzi ho finito proprio da poco il mio primo libro, lo sto rieditando, e quindi è un'opera letteraria. Poi ho fatto l'Hamlet di Shakespeare con Sergio Lumini, l'ho rieditato, anche quello ho scritto le musiche, rifatti tutti gli album. Poi ho fatto una commedia musicale al Parioli di Roma con Maurizio Costanzo, che venne a dire allora hai scritto, avete fatto un capolavoro. Ne ho combinati di tutti i colori, ma la canzone questa è una mia definizione, è la più piccola, compiuta opera d'arte, opera dell'ingegno che gli uomini sanno che riescono a fare, perché dura 3 minuti, 4 minuti e c'è un pregio su tutte le altre forme d'arte, la scultura, la pittura, i libri, il cinema, la fotografia, perché la canzone te la porti dentro. Non hai bisogno di un libro, per quanto i libri sono fondamentali, non hai bisogno di portarti un libro, non hai bisogno di un tablet dove eventualmente leggere, che poi è una scomodità pazzesca. Un film lo guardi, devi stare seduto a vederlo 2 ore. Tutto il resto porta tempo, porta la situazione, te la devi portare appresso la situazione. Una fotografia materialmente deve essere un fotografia che tu prendi, ti guardi, oppure c'è un cellulare. La canzone ce l'hai dentro. Quando è che è nata questa simbiosi fra te e la canzone? Quando eri piccolo? Quando avevi 6 anni, 7 anni, 8 anni, 10 anni? Per me è stato non volare, è stato Ciao ciao bambina di Modugno, che mi ha commosso perché ho sentito degli strani accordi. Io a mia volta poi ho una canzone meravigliosa, If You Go to San Francisco, mi sembra che era Barry McGuire che cantò quella canzone, me la porto dentro. E se me la ricanticchio ricordo me stesso al Piper di Roma quando avevo 18 anni. Madonna mia. No, vabbè, ancora. Senti, un'ultima considerazione e poi ti lascio e ti ringrazio ancora di essere stato nostro ospite, ti faccio ancora una volta i complimenti perché sarà meritato. Grazie. Ma Pinocchio, scusate, parliamo di musica per immagini. Io perché sto qua? Non stai qua, stai qua per tanti motivi. No, ma perché perché stai qua? Perché c'è Pinocchio. Ma perché bravo, perché mi porta qui sto burattino. Allora, diciamo una cosa. Pinocchio, perché sono qua a Romix. Io c'ero stato già nel 2013 a cantare la mia fortunata canzoncina. Perché fortunata? E perché ne parliamo? Perché io posso dirlo come voglio. Ho scritto 600 canzoni, alcune con fortune alterne, però molte hanno avuto bei riscontri, bei successi. Finita l'epoca della vendita del disco, a quei tempi si parlava di essere primi in classifica per 6 mesi, infatti, ma la classifica dei dischi venduti veri, quelli veri, tanto veri, che se si entrava in un supermercato o in una UPIM, non faccio pubblicità, o in una standa, non ci sono più. Appunto, non ci sono più. In una strada principale come Roma, ad esempio via quello di Rienzo, io entravo durante i periodi in cui le mie canzoni andavano forte, entravo nel looping e subito all'ingresso sulla destra c'era un banco pieno di dischi con un tabellone che illustrava la classifica di quella settimana. E ricordo benissimo che dopo che aver vinto col Mondo di Riccardo Forti il Festival Bar nel 76, può essere ero ansioso di le vendite andavano superò 1 milione e 2 milioni e 300 mila copie vere di dischi, quelli di vinile, quelli che venivano distribuiti in tutta Italia con i camioncini, non con un click sul computer, ma sarebbe da parlare per far capire da dove veniamo e dove stiamo andando. C'è una parola, rarefazione. Sì, rarefazione. Lo diciamo quasi sempre. Da solido a gas. Neanche liquido, proprio gas direttamente. Gas. La parte liquida la stiamo vivendo e non mi pare che siano fluidi buoni. No, inquinati. Entri e io vedo mondo primo, secondo Cocciante. Che soddisfazione, perché Cocciante a quei tempi era veramente
è entrata una signora, io questa cosa l'ho raccontata tante volte, è vera, che c'è sta in classifica oggi? Signora, c'è il mondo, forse lei manco cosa, e dammi mondo a... Ed erano state spese in quel momento 4.500 lire, un 45 giri, costava 4.500 lire. Vendere 1 milione di 45 giri portava 4 miliardi e mezzo nelle tasche del discografico. E quanti 45 giri si vendevano in quegli anni? Allora, detto tutto ciò, finita l'epoca della vendita, quindi mondo dopo 6 mesi usciti dal sito, dischi caldi, poi dopo il 50° posto di Cimpi caldi si usciva proprio e si passava al prossimo mondo, basta, finito. Di 600 canzoni che più o meno hanno fatto questo cammino, ce n'è solo una che continua a darmi soddisfazione, che mi accompagna, che mi fa conoscere persone, mamme, grandi, piccini, piccoli, medi, ed è Pinocchio. Perché no? Perché? Perché è legato a un personaggio della letteratura italiana. Pensate che Pinocchio è l'opera letteraria italiana più di Manzoni, dei Promessi Sposi, della Divina Commedia, di quello che vi pare, che ha avuto più pubblicazioni nella storia di tutti i capolavori della letteratura italiana in tutto il mondo. Io stesso ho assistito ad una mostra dove ho visto personalmente più di 300 copie, edizioni russe, cinesi, svizzere, tedesche, di Pinocchio. Le avventure di Pinocchio sono veramente un'opera che ha portato la fama a Lorenzini, ma di riflesso anche un vecchiettino come me che continua a vivere della spinta, dell'afflato che crea questa canzone. Se io oggi avessi cominciato a cantare Pinocchio sul palco, sono sicuro che moltissimi dei presenti si sarebbero uniti in coro. Ecco perché Pinocchio, perché no? Perché no? Perché sì. Infatti. Senti, prima di lasciarci, io so da un personaggio che è dietro le quinte, sì, che poi è la tua compagna, ma me la racconti questo aneddoto di te in macchina con i Beatles? Mamma mia, che ricordo. Allora, Maria Rita Parroccini, che è come poetessa pluripremiata, che potremmo farla anche vedere. Maria Rita, vieni, entra così a sorpresa come se non l'avessimo mai. E poi vale la pena conoscerla, anche perché è una bella donna, è una bellissima, è simpatica, è intelligente. Questo vabbè, il video non lo potete vedere, ma ve lo dico io, quindi fidatevi. E poi veramente una grandissima donna, perché se dietro un grande uomo ci sembra una grandissima donna. Sempre, io ve lo dico, cari maschietti, ricordate che la vostra vita può essere fortemente influenzata dalla compagna che vi accompagnerà. Molto influente, sempre. Poi c'hanno le antenne che arrivano a frequenze che noi non raggiungeremo. Io lo dico sempre perché ho una figlia e sono avanti anni luce le donne rispetto a noi. È una cosa, ma io ragazzi a 76 anni devo dire di storie ne ho avute, sempre lunghe. Io sono mono e non stereo, nel senso che sono a dispetto della mia attitudine musicale. Questa me la segna il video. Sono mono e molto rispettoso del rapporto e soprattutto la parola fedeltà è tutta, è il patto che tu stringi con l'altra persona, che può durare anche poco, ma se c'è onestà, chiarezza, anche quel poco si assorbe, passa, è un'evoluzione, è una maturazione, un elemento del tragitto che metti nel bagaglio, che ti serve per vivere meglio, la prossima volta per esempio non sbagliare, ma si può sbagliare sempre, ma chi se ne frega degli errori? Anzi, vi posso proprio dire che gli errori aiutano molto, come aiutano molto i dubbi. Vivete di dubbi, fate venire i dubbi, non ci sono più certezze che valgono la pena di essere certe, non ci sono. Io lo sto vivendo sulla mia pelle e poi all'improvviso si accende una lampadina luminosa in un buio che pensai, oddio, è buio. No, lampadina, sono a Romix e ho visto di nuovo sorrisi, abbracci, persone che ti vogliono bene. Massimo che sta qui a perdere il suo tempo con me. È stupenda questa cosa e io ringrazio Pinocchio, questo burattino che mi sta portando la fortuna che auguro che abbiate voi nella vita. Senti, allora chiudiamo con aneddoto sui Beatles. Benissimo, allora sono giovane, sono 16 o 17 anni fa, quando, diciamolo chiaramente, la Terra, come mi piace dirlo a me, la Terra sta bella, ha fatto uno shift, cioè l'asse terrestre
secondo me ha fatto tac, si è spostato, e la musica dei Beatles, per riprendere quanto stavamo dicendo, è stato un elemento che ha fatto cadere i muri, ma non solo i muri quelli solidi, la barriera, cioè il muro di Berlino, la cortina di ferro, i muri intellettuali, quelli del pregiudizio, del preconcetto. Le politiche sono fatte molto di pregiudizi, preconcetti, di ideologie, a volte azzeccate, a volte sbagliatissime. La musica, quella dei Beatles, soprattutto quella, ha spaccato questi muri, ha contaminato le menti, i sogni, le orecchie di miliardi di persone quanti siamo sulla Terra. E io lo continuo a dire, la musica è l'unica lingua che non ha bisogno di traduzioni, la musica arriva dappertutto e tutti sono in grado di capirne il significato, anche laddove noi con le parole dei testi dei Beatles non è che riuscissimo a capire completamente il significato, proprio perché alcuni testi di John Lennon in particolare erano veramente tosti. Io ricordo fra tutte, non so, Lucy in the Sky with Diamonds, che è un acronimo di LSD, e sconvolse i puristi. Lucy in the Sky with Diamonds. E lì ovviamente la canzone è onirica, piena di riferimenti anche, no? Questi viaggi della testa. Ma sono Strawberry Fields forever, let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Cosa sono questi Strawberry Fields? I campi di fragole. Dove porta una canzone? Chi avesse capito quel testo avrebbe volato, ma chi non avesse capito si sarebbe accontentato di questa incredibile melodia che oggi è impossibile ritrovarle oggi nelle canzonette che ci sono oggi, fatte di puro ritmo, di parlato. Quasi tutti sono in grado di fare un rap oggi. Io sono molto severo in questo genere. Ci sono persone però che hanno a che fare con il rap perché lo fanno in una maniera creativa, con delle cose anche simpatiche. Io poi ho conosciuto Emily. Vabbè, allora, ma cosa che accadde con i Beatles in macchina? Perché io sto al Piper a godermi a 16 anni la musica nascente, quella dello shift, come parlavo prima. Un personaggio di cui posso anche ricordare il nome, non molti lo conoscono, un tale Albertino Maravazzi. Mi raggiunge, scende le scale. C'ho una sorpresa per te, vieni su, perché c'è? Vieni su. Alberto Malozzi c'ha una 500 bianca, la apre, entra, siccome era buio perché era tardi, chi c'era nei due posti? 500 era la macchinetta magica, ce l'ho buttata. Ringo Starr e George Harrison. No, vabbè. Perché loro stavano al Parco dei Principi in albergo, perché erano a Roma con gli altri due, McCartney e John Lennon. Perché? Perché c'era il teatro Ariston, sì, a Piazza Cavour, dove siamo stati, io e un migliaio di noi, ad ammirare i Beatles. Mi pare che era il 65, qualcosa del genere, il 64. Cosa ti devo dire? Abbiamo fatto il giro di Roma di notte, costitue dietro. Ma forse noi, lo stesso Albertino con me, non è che avessimo capito quanto fossero strabilianti. Io l'ho capito quando sono andato a teatro, e credo di avere ancora la copia del biglietto, Adriano, che è Alison, dell'Adriano. Eravamo un migliaio. Sì, avevamo visto certi filmati del telegiornale che ci raccontavano di 4 zazzeruti che facevano impazzire le ragazze. I ragazzi di Londra che si buttavano a picche di riserva con la testa nell'acqua, no? Si sentiva qualcosa delle ma non avevamo capito niente. Poi finalmente il palco è pronto, entrano i 3 amplificatori, entra la batteria, è scritto The Beatles, bellissimo, che comunque già lì c'era del fascino. Quando questi sono apparsi, hanno fatto ma lo devo dire, sapete prima di loro chi erano le band di supporto? Ma nessuno lo può immaginare. Stiamo parlando dei Beatles, sono diventati un monumento, e chi c'era di loro? Perché non li cambia? Grande! La raccontata quando dicevo che treni a Sanremo. Se tu mi stai ascoltando, credimi, non l'ho detto per schermetti, perché tu sei una delle più belle voci, un artista immacolato, mi piace definirti così, che fra i più grandi che io abbia conosciuto. E guarda, non so se ce ne stanno un altro paio che io metterei prima di te, ma tu sei un comprimario delle persone più belle
del nostro panorama musicale, belli dentro, fuori e vocalmente. Quindi c'eri tu perché guarda caso a quei tempi si pensava che tu fossi a tanto bravo e tanto rilucente che potevi stare e non finire nell'ombra dei Beatles. Ecco perché c'eri, però era per spiegarti, per spiegare a voi come fosse strano quel mondo, ma tu come prima band dei Beatles di oggi, ammesso che esistessero, o dei U2 o dei Coldplay, ci metteresti tipo di Gigi D'Alessio, anche se è apprezzatissimo? No, perché diresti no, prendiamo una band sempre che di lingua, che si fa così, si cerca. Sono entrati loro, hanno fatto un salto, sono messi davanti ai microfoni e hanno attaccato così: I'm a loser and not what I used to be. Madonna. Sembrava il disco, la perfezione, i coretti, gli spuntelli che riuscivano, che poi li ho visti dopo, perché filmati, stavano davanti al microfono. No, ma McCartney l'ho rivisto a Sanremo, ci ho parlato un quarto d'ora all'Ariston. Ecco, vedi vedere Ariston, infatti. Nell'87, perché io vinsi il festival con Michele Zappillo, che tra l'altro saluto, che scrisse la canzone con me, tra l'altro un musicista esagerato per quanto è bravo, chitarrista, compositore, una delle voci maschili più belle del nostro paese. Sì. No, ma Michele veramente, spero che mi ascolti, lo saluto veramente. Abbiamo fatto 4 anni di lavoro insieme prima di arrivare a Sanremo. Della notte dei pensieri a casa mia, nel mio studio, avremmo fatto non meno di 60 provini. Io ce l'ho tutti su 10 cassette, ore e ore, però alla fine venne fuori sto pezzo gigantesco e sapevamo che avrebbe avuto un riscontro, no? Per cui avevo state le province con una sfacciataggine, una sicurezza. L'avete visto stasera un pezzo del video qui sul grande palco di Romix, e lui stava seduto, si mise seduto ad aspettare che finisse l'introduzione lunghissima. Mi disse, non so chi era, quello Nicola Barba che faceva il gestore del palco, disse: allora, se è troppo lunga devi tagliare. Ma che taglio? Non taglio niente. Ci abbiamo lavorato 4 anni con Michele, ma stiamo scherzando. Michele canta esattamente quello che deve cantare, come è tutta l'insoppa, perché dura quasi un minuto, lui seduto sui gradini e poi quando ha attaccato non ce n'era per nessuno, doveva vincere giù il teatro. 87, siccome vinse, fu invitato fra i piccoli, era il regolamento, diceva così, e io che lavoravo in Rai con Giancarlo Goelli, il direttore di Rai 2, se non mi ricordo male, no, Rai 2 sicuro, sì. E Giancarlo, orgoglioso di me, mi disse: Lopez, siamo orgogliosi di sapere che tu hai vinto il festival per una canzone straordinaria, sai che faccio? Ti do i passi per stare alle prove di Paul McCartney che tu... E io mi sono ritrovato alle prove con Paul McCartney, Wings, poi c'era Linda ancora, c'erano solo 8 giornalisti, c'era Fegiz, Mollica, Fabrizio Zampa, faccio fatica a ricordarne tutti, e c'erano almeno 40 poliziotti nella penombra perché le luci della sala erano scure, e c'era McCartney, io mi sono seduto in prima fila da solo, tra l'altro gli altri giornalisti evidentemente sono abituato, non lo so io, stavano tutti dietro, ognuno col proprio blocchetto a prendere appunto. McCartney stava seduto su un amplificatore con la chitarra spenta, e io giuro che gli ho sentito fare spenta. Ma io non ce l'ho fatto. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, no, forse era di più, dopo una mezz'ora le prove, messa McCartney, scusa, perché poi parlavano, scusa, we have to redo perché le luci sbagliate, il fumo che usciva, perché per esempio ma c'erano anche tutti sti laser, non so se vi sto annoiando, spero di no. No, per nulla. A un certo punto ce l'ho fatta, mi sono alzato e ho fatto: Mr. McCartney, proud to be here facing you. I'm a composer and I want to thank you for the wonderful things that you gave us. Tutti i musicisti, tutti i musicisti italiani e europei che magari sono grati per le belle canzoni. Oh guys, oh man, com'è che con questo modo che sono lui, oh great, thank you, why are you're a journalist? No, non sono un giornalista, io ho vinto il festival l'anno scorso, c'avevo questo atu da dire, oh you want this festival? Per lui però il fatto di trovarsi davanti uno che io poi con poche cose, non è che sono stato a dire ho vinto il festival della sezione giovani
Michele Zavillo. Non l'ho detta, avrei dovuto dirlo, non credo, forse qui non l'avrei Ma ampliato. sì. No, ma per dire, il fatto di dire sono stato il vincitore di questo festival l'anno scorso, lui momenti mi chiedeva l'autografo lui a me. La conversazione dura un altro po' finché il regista poi ci ha interrotto e ha detto scusateci, scusa Lopez, perché il regista mi conosceva. Guarda, dobbiamo finire. Sorry, ho detto sorry. Ok, you're welcome, you're right. E poi sono zittito, le prove sono andate avanti e ovviamente mi è bastato un quarto d'ora Per tutta la vita. che vi sto raccontando. Sì. Guarda, ringraziamo Luigi Lopez perché è stato veramente un godimento non massimo di più. Grazie. E intanto ancora complimenti per il premio. Vuoi dire qualche cosa anche tu fuori onda anzi dentro? Vieni, dai, su. Chiudiamo in bellezza con una Non è donna. solo bella, è brava. È brava. È anche vedi, molto timida. Raccontaci qualcosa, così andiamo a chiudere. Io sprano Luigi a scrivere un libro perché ha tanti aneddoti da raccontare, Vedi? come ad esempio 2 canzoni di 2 grandi artisti che sono state poi interpretate come ultime loro canzoni, e una è quella di Domenico Delfini insieme a Franco Migliacci, ed un'altra Franco che ci hai lasciato. Infatti, e omaggiamo Franco Migliacci che ci ha Oh lasciato. Madonna mia, che dolore è stato tremendo. e un'altra è la grande Mia Martini. Ah, vabbè. La grande Mia Martini, un'altra bellissima canzone che un po' conoscono è SOS verso il blu. Brava Maria Rita, che ricordi questa Vedi? Massimo, ti prego di far ascoltare i tuoi amici e ne avrai Ma noi siamo anche collegati a 150 radio, quindi c'è la versione poi radiofonica ridotta, e quindi a maggior ragione abbiamo una canzone da farli ascoltare. Guarda, lo dico con un po' di autoreferenzialità. SOS verso il blu è fra le 5-6 canzoni che io amo di più di tutto il mio enorme repertorio, perché intanto è cantato da una voce sublime, la voce dell'anima, dall'unica cantante solo che abbiamo avuto nel nostro paese, come lei nessun altro, e soprattutto perché la canzone ha un testo, non saprei come definirlo, metafisico, dove lei canta un inno alla ricerca dell'amicizia, un bene prezioso che lei ha avuto in poca dose, e sapete tutti di che cosa parla. Sì. Una cosa che l'ha fatta soffrire fino all'estremo limite che purtroppo anche di lo sappiamo. Comunque una canzone che vi prenderà sin dalle prime note, perché è particolare, molto particolare. No, è un Io grandissimo. invito Me lo ad dico ascoltarlo. da sola, è un capolavoro musicale, prima di tutto perché ho messo dentro degli accordi della musica, non sarei capace, perché non so come uscire. Il testo è straordinario. Scusate, ma lo dico per ultima, però siccome è un testo che merita di sapere chi l'ha scritto, Carla Cristalini, che ha scritto tantissime canzoni che hanno avuto successo, compresa La voglia di sognare, è una grandissima autrice, che ha scritto La domenica del 56, ne ha fatti tanti di capolavori, non ha bisogno che io stia qui a parlare di lei, è stata compagna di vita per 18 anni, 20 anni quasi, e SOS verso il blu è un capolavoro. È un testo imprendibile. Chi avrà la voglia e la pazienza di ascoltarlo, sono sicuro che converrà con quello che sto dicendo. Guarda, allora, grazie Maria Luisa con questo intervento. Spero che ti sproni a scrivere un libro sulla tua vita, perché è fondamentale, perché è giusto che si raccontino le proprie esperienze, la propria passione e il proprio modo di vivere la musica, e tu lo devi fare, tu brilliamo, quindi questo è proprio un obbligo. E intanto ti ringraziamo per averci regalato e elargito questi splendidi momenti di narrazione e di musica e di note. Guardate, chiudo dicendo una cosa: ognuno di noi, un essere umano, trasmette qualcosa in tutti gli ambiti, nell'amore, nel lavoro, nelle intuizioni, nelle idee, nella musica, nel cinema, nella scrittura, nella ricerca di qualcosa. È come avere un'antenna, ma se non c'è un altro sintonizzato che riceve questo incredibile flusso, non arriva da nessuna parte. Oggi se io posso parlare di me, perché c'è lui che mi dà questa opportunità, senza te Massimo, io che ci sto a fare. Grazie Luigi, grazie Maria Rita, grazie a voi. Vi saluto e Soundtrack City.